Grande attesa per il concerto di fine anno di Achille Lauro, intanto ieri sera diverse le manifestazioni inserite nel cartellone Destinazione Agrigento 2022. Ultima seduta dell'Aula dei Giganti per il 2022, approvato il bilancio preventivo 2022, tante le fibrillazioni politiche in Aula. Si è spento stamani il Papa Emerito Benedetto XVI, una riflessione dello storico Enzo Di Natali. Consuntivo del commissario Zappia sul Covid-19 in provincia, ultimo appuntamento del 2022. Conferenza stampa di fine anno del presidente Deni, rafforzare la società con un aumento di capitale. E benvenuti con l'appuntamento di TV Notizie, l'ultimo di questo 2022. Apriamo il nostro telegiornale. Mancano poche ore alla fine dell'anno. La nostra città festeggerà l'arrivo del 2023 con un concerto in Piazza Stazione. A condurre lo spettacolo, che inizierà alle ore 23, saranno lo speaker Riccardo Gazzi, il giornalista Silvio Schembri. Si succederanno sul palco diversi artisti siciliani come il cantautore agrigentino Lello Analfino, a seguire il Capodanno all'italiana con Pablo DJ. Ovviamente l'appuntamento è con Achille Lauro, tanto atteso. Tutto pronto per questa sera in Piazza Stazione per attendere il nuovo anno. Inserito nella rassegna degli eventi firmata Destinazione Agrigento, festeggia la notte di Capodanno 2023 con Achille Lauro. La star internazionale, con la sua identità inconfondibile, è oggi dei personaggi più interessanti del panorama artistico italiano e si esibirà questa sera con uno special DJ in Piazza Marconi. A condurre lo spettacolo, che comincerà alle ore 23, saranno lo speaker Riccardo Gazzi, il giornalista della 7 Silvio Schembri. Si succederanno sul palco diversi artisti siciliani come il cantautore agrigentino Lello Analfino, a seguire il Capodanno all'italiana con Pablo DJ. L'evento rientra nel vasto calendario di Destinazione Agrigento, cominciato lo scorso 8 dicembre. Tante le iniziative dedicate ad arte, cultura, sport, intrattenimento e svago per grandi e piccini, e proseguiranno fino al prossimo venerdì 6 gennaio. L'obiettivo è promuovere Agrigento non solo come città della Valle dei Templi, ma anche come luogo capace di ospitare grandi eventi. La serata di Capodanno è l'evento di punta. Per ciò che riguarda la circolazione stradale, sarà vietato parcheggiare in Piazza Marconi già a partire dalle ore 12 di questa mattinata, mentre dalle ore 20 verrà chiuso il traffico con divieto di transito fino al cessato bisogno. Per raggiungere il luogo dell'evento sarà possibile usufruire dei parcheggi di Piazzale Rossello, al pluripiano di Via Empedocle, al piazzale del cimitero di Banamorone. Possibilità di parcheggio anche a Piano San Gregorio, da dove partiranno 3 bus navetta che faranno capolinea in piazzale Ugo Lamalfi. Il servizio bus navetta avverrà ogni 10 minuti a partire dalle ore 20, con una pausa dalle 23.45 alle 0.15. Un progetto, quello di Destinazione Agrigento, nato dalla sinergia tra il Comune di Agrigento, il Distretto Turistico Valle dei Templi, l'Assessorato Regionale al Turismo, il Ministero del Turismo e l'ENIT per la promozione della Costa del Mito, lanciata nell'aprile scorso alla BIT di Milano. Intanto sull'evento di questa sera abbiamo sentito il primo cittadino, Francesco Miccichè. Mancano poche ore e spero che sia un 31 fantastico, un Capodanno meraviglioso che voglio donare alla mia città, alla mia Agrigento, dico alla mia, alla nostra, alla vostra Agrigento, Agrigento di tutti, e la doniamo anche a chi sta venendo da fuori e chi albergherà in questi giorni proprio nella nostra città, e per l'evento anche, ma anche per scopi turistici. Come ha detto bene, ci saranno tanti artisti, artisti diciamo agrigentini, artisti siciliani, ma c'è anche poi la presenza di Achille Lauro dopo la mezzanotte. Si prevede un afflusso copioso di visitatori, si parla dalle 10 ai 12.000 frequentatori, visitatori. Dopo giorni e giorni di organizzazione abbiamo predisposto un piano di sicurezza, un piano anche sanitario, un piano della viabilità, abbiamo predisposto anche tanti parcheggi con l'utilizzo di bus navetta. Questo è un augurio che faccio alla mia città. Io voglio augurare anche colgo l'occasione, anche grazie a questo evento, voglio augurare un buon anno
a tutti i miei concittadini. Spero che l'anno prossimo sia anche un anno più florido, usciamo da 2 anni di pandemia. Io esco anche, per quanto riguarda la mia attività, da 2 anni di lavorare in silenzio nel buio di progettazione. Finalmente si iniziano già a vedere i primi frutti, già mi sono arrivati i decreti di finanziamento specialmente per la ristrutturazione del centro storico, per dei servizi che faremo in città e anche per delle infrastrutture che sorgeranno. Quindi spero che il 2023 sia foriero di grandissime novità. E nell'ambito delle iniziative per i festeggiamenti inseriti nel cartellone natalizio di Destinazione Agrigento 2022 c'è stata anche quella della marcia del complesso bandistico Bellini diretta dal maestro Carmelo Mangione, che si è esibita proprio ieri sera partendo da via Atenea fino ad arrivare a Villa Bonfiglio, dove c'era la casa di Babbo Natale. Noi eravamo sul posto per un servizio. Maestro Mangione, oggi, questa sera, qui in via Atenea, e proporre i vostri brani? Certamente, abbiamo voluto anche noi dare il nostro contributo a queste belle iniziative natalizie e con la nostra musica vogliamo, anche noi porgere i migliori auguri di un sereno anno nuovo. Tanti auguri a tutta la cittadinanza e anche oltre. Visiterete la via Atenea con i vostri canti? Sì, allieterete? ci esibiremo in via Atenea, e poi a Porta di Ponte, poi a Piazza Cavour e poi concluderemo a Villa Bonfiglio, dove c'è la casa di Babbo Natale.
Ti racconto il Natale in Sicilia, questo è il titolo della manifestazione culturale che si è svolta sempre ieri sera presso la Saletta dei Pupi Siciliani di Guarneri al Palazzo dei Filippini, curata dal regista Mario Gaziano, e l'esibizione musicale del gruppo folcloristico Città di Agrigento di Riccardo Cacicia. L'abbiamo seguita per voi. Riccardo Cacicia, parliamo di questa iniziativa che si è svolta qui in occasione appunto delle festività. Ti racconto il Natale in Sicilia, è stato un evento organizzato al Palazzo delle Filippine, è stato piacevole essere qui assieme al gruppo folk Città di Agrigento e raccontare attraverso i suoni e le melodie del Natale quella che è la vera tradizione del Natale. Moltissimi hanno intonato le nostre canzoni perché fa parte dei nostri ricordi e quindi noi siamo fieri nel tramandare alle nuove generazioni questi canti. Professore Gaziano, parliamo di questa serata, una serata che ha visto il coinvolgimento di tante persone in un momento in cui ci approcciamo al nuovo anno. Sì, certamente è una bellissima esperienza. E questo spettacolo ti racconta il Natale in Sicilia in due repliche, una alle 17:30 affollatissima, altrettanto alle 18:30, e devo dire con grande partecipazione. L'idea è quella di proporre un itinerario sui musei e i presepi delle varie province di Sicilia, da Giarre, dove c'è il più importante museo dei presepi, a Palermo, Agrigento, Trapani, Caltanissetta, insomma il mondo. E all'interno di questo percorso i canti della tradizione, quelli noti e quelli meno noti, quelli legati alla terra di Agrigento e quelli legati alle altre province con le proprie caratteristiche. Un grande evento per noi di grandissima importanza, perché una cosa ho sottolineato: noi vogliamo confermare l'identità della nostra cultura attraverso il Natale, il presepe, sia che siamo laici sia che siamo cattolici. Questa è la nostra intenzione, ogni anno facciamo questo progetto proprio per confermare questo sacrosanto principio di identità nazionale. Cosa abbiamo ascoltato? Stasera abbiamo fatto moltissimo, intanto abbiamo visto i musei di Trapani, Caltanissetta, Giarre, Palermo, Agrigento e ancora Ragusa Ibla. Poi abbiamo ascoltato dei brani della tradizione popolare e colta siciliana con il Quarto Re Maggio e poi ancora la preghiera a Gesù, il verduraro che cerca di portare la frutta, insomma un mondo intero colto e popolare in omaggio e in memoria del nostro Natale e del ricordo della Natività e del Bambino Gesù. E tra le diverse iniziative legate appunto alle festività natalizie, che ha visto un'ampia partecipazione dei componenti del club e non solo, c'è stata quella che si è svolta ieri sera presso il foyer del Teatro Pirandello dal tema Le melodie dell'amore in concerto. L'abbiamo seguito. Tra le tante iniziative legate a queste festività, che ha visto un'ampia partecipazione dei componenti dei club e non solo, c'è stata quella svolta
Ieri presso il Teatro Foyer del Teatro Pirandello, dal tema Le melodie dell'amore in concerto, canzoni classiche di epoca, organizzata dall'ANIOC, Associazione Onorificenze Cavalleresche, e dal Lions Club Agrigento Chiaramonte, che ha visto l'esibizione di Caterina Pistone soprano, Isabella Di Salvo pianista, Samuele De Leo tenore, Andrea Donzella tenore e la partecipazione straordinaria di Giusidanna al violino. E stasera ovviamente appuntamento con il cenone di Capodanno. In merito abbiamo sentito lo chef Rosario Matina che ci traccia anche un consuntivo della sua attività nel corso dell'anno 2022. Siamo con lo chef Rosario Matina qui presso l'Estoai in prossimità del cenone. Ci indicherà quali saranno i piatti particolarmente apprezzati e che voi preparerete per accogliere il nuovo anno, il 2023. Ecco, quali specialità stai preparando? Grazie per aver scelto Stoai, per fare il vostro servizio. Ritorno ad Agrigento dopo 18 anni, devo dire che sono quasi emozionato. Prima di parlare di menù di piatti voglio ringraziare vivamente la famiglia Alba, Simona Frenna, il nostro direttore artistico Marco Savatteri, che mi hanno coinvolto in questo progetto meraviglioso. Devo dire, noi ci siamo fatti ispirare per la nostra cena di fine anno e di inizio anno
da due eventi importanti che succedevano all'antica Grecia, però diciamo assieme alla mia brigata l'abbiamo riportata nell'età contemporanea in una cucina raffinata, coccolerà i nostri clienti. Cosa saranno? Saranno dei piatti, ci sarà il baccalà fatto con una crosta di pistacchio e una patata schiacciata all'interno. La mia è una cucina di pochi ingredienti, una cucina che guarda al mondo salutare, e ci sarà un raviolo molto particolare, fatto scomposto con una salsa di pesce e di astice. Faremo una zuppa antica come si faceva una volta a della fregola, ci sarà il panettone con lo zabaione, ci sarà un secondo bellissimo, io lo chiamo il piatto del buon ricordo, che sarà un filetto di branzino avvolto in una foglia di fico. Dico, saranno piatti un po' così particolari, ma saranno raffinati, insomma, e sono pronti i piatti per coccolare, diciamo, i nostri clienti l'anno che verrà. Oltre alla cena, il tutto sarà condito da anche un lieto evento, uno spettacolo. Il grandissimo maestro Marco Savatteri stupirà con il simposio degli dei in una versione speciale, diciamo, sicuramente ai nostri clienti. Io sono quasi impaziente di poterlo ammirare dopo tanto tempo e non vedo l'ora, insomma, che assieme ai miei piatti e la cucina del mio staff il suo spettacolo sicuramente sarà una cosa esclusiva per Agrigento. È stato un 2022 particolarmente bello, ricco di soddisfazioni, dove ha potuto, diciamo, essere presente in tantissime, abbiamo visto con le sue testimonianze, in tantissimi posti internazionali. Devo dire che è un 2002 straordinario, ho girato quasi il mondo e devo dire che è stato un anno per me veramente fantastico. Mi auguro che il 2023 si ripeta quantomeno come il 2022, però diciamo siamo sulla buona strada, abbiamo fatto eventi bellissimi nel 2022 di caratura internazionale, dunque questo mi riempie pieno di orgoglio. Iniziamo subito nel 2023 con Alta Roma, le sfilate del gruppo Fendi di Santo Versace, poi faremo il Festival di Sanremo, ripeteremo il Festival di Cannes, il Giro d'Italia con un food truck bellissimo. E diciamo che ci sono eventi molto importanti in Qatar e in Dubai già presi, e devo dire che secondo me il 2023 sarà anche un anno speciale. Devo dire che sono veramente contento del 2022 come anno di lavoro e mi auguro che il 2023 si ripeta. Ecco. Sei stato un po' l'ambasciatore della cucina siciliana nel mondo, ecco, quando vai fuori quali sono le prelibatezze locali siciliane che, diciamo, fai apprezzare a chi è in un altro stato? Cerco sempre di portare con me quello che sono i profumi intensi del nostro territorio. Io cucino secondo la mia memoria storica e cerco sempre di far uscire fuori tutti quei prodotti che purtroppo non hanno la fortuna, come la pasta con le sarde, la cassata, i cannoli che si conoscono in tutto il mondo. E dunque io parlo di vigne di Vergine, diciamo, come dolce, oppure l'agnello pasquale di Favara, i ricci di mandorla di Parma di Montechiaro, che magari sono eccellenze che però sono un po' in ombra, e devo dire che, insomma, questo è quello che faccio fuori. Porto sempre la bandiera alta dei principal modo dei prodotti siciliani. Io sono uno che vado a braccetto con il contadino, il pescatore e l'allevatore, perché da loro escono i frutti che noi poi possiamo portare sulle tavole, e dunque la mia cucina parte da
questi signori, diciamo, da queste maestranze importanti che la Sicilia è insomma fortunatissima ad avere, però purtroppo a volte ci sono delle difficoltà nella comunicazione, oppure la grande industria cerca di sotterrare. Ecco, lì è il mio subentra, diciamo, la mia arte, cerco sempre di portare nelle grandi tavole il mio contadino, il mio pescatore o il mio allevatore vicino a me. E si è svolta ieri sera l'ultima seduta del Consiglio Comunale di Agrigento per l'anno 2022, presieduto dal Presidente Giovanni Civiltà, con 15 consiglieri presenti, tanti gli assenti, tra cui alcuni per motivi di salute dovuti al Covid-19. Il Consiglio prevedeva diversi punti all'ordine del giorno, tra i quali il più importante, l'approvazione del bilancio preventivo 2022, senza il quale si sarebbe andato allo scioglimento del Consiglio Comunale. Noi abbiamo seguito la seduta del Consiglio Comunale, il servizio. Si è svolta ieri sera l'ultima seduta del Consiglio Comunale di Agrigento per l'anno 2022, presieduto dal Presidente Giovanni Civiltà. 15 consiglieri presenti, tanti gli assenti, tra cui alcuni per motivi di salute dovuti al Covid-19. Un consiglio che prevedeva diversi punti all'ordine del giorno, tra i quali il più importante, l'approvazione del bilancio preventivo 2022-2024, senza il quale si sarebbe andato allo scioglimento del Consiglio Comunale stesso. Durante la seduta ci sono stati anche momenti di tensione in aula, con alcuni consiglieri che sono usciti dalla sala circa la ratifica della delibera avente per oggetto una variazione di bilancio per la gestione provvisoria 2022 per l'utilizzo di economie e ristori di spese e di sussidi alimentari di oltre 250.000 euro. Il Consiglio è poi ripreso e certo che in aula si respira un'aria pesante al suo interno, con varie fibrillazioni politiche dovute anche alla nomina di nuovi assessori che dovrebbero sostituire gli uscenti Picarella e Lala, e con i consiglieri che appoggerebbero la maggioranza che provengono dall'opposizione. Intanto, in una nota, il consigliere Ilaria Settembrino esprime grande soddisfazione per il lavoro svolto dall'amministrazione attiva e ai colleghi consiglieri comunali per l'approvazione degli strumenti finanziari necessari alla sopravvivenza dell'ente. Infatti sono stati approvati il consuntivo 2020 e 2021, il bilancio di previsione 2022 e finalmente, afferma la Settembrino, dal 1 gennaio 2023 sarà possibile utilizzare quelle somme che erano bloccate a causa della mancata approvazione degli strumenti finanziari. Così possono arrivare i finanziamenti nazionali che europei. Parliamo di questa seduta del Consiglio Comunale sofferta. Se non si vota il bilancio preventivo 2021 si va tutti a casa. Dico, non è tanto questo il problema, perché anche questa norma è un po' controversa, diciamo, mentre prima era più puntuale rispetto alla sanzione, dico adesso ci sono a quanto pare delle novità, ma il problema è che se non si vota il bilancio salta tutto, nel senso che molto probabilmente si va al dissesto finanziario, perché è indispensabile riuscire ad avere gli strumenti finanziari approvati e in modo tale da poter fare una programmazione, sbloccare i fondi nazionali e regionali e quindi poter cercare di andare avanti. Sarebbe, diciamo, un dramma, perché il Comune d'Agrigento in effetti non ha questa grande criticità finanziaria. Noi abbiamo tutta una serie di elementi che fanno pensare che il Comune non stia malissimo dal punto di vista finanziario. Pensate soltanto che abbiamo, mi pare, 21 milioni di euro di liquidità di cassa, abbiamo tutta una serie di prospettive di incasso che decine e decine di milioni di euro se si riesce a organizzare, diciamo, la riscossione dei tributi non pagati. C'è da lavorare e per lavorare occorre che ci siano gli strumenti finanziari, diciamo, operativi. È una seduta importante questa di questa sera, se non si approva il consuntivo 2021 tutti a casa. È stato approvato già quello del 2021.
Noi, il bilancio diciamo di previsione del 2022, quello che dovrebbe essere approvato, una situazione un po' particolare che non è soltanto, che si trova soltanto qui in Agrigento, ma anche in diversi comuni laddove ci sono dei problemi, inutile nasconderlo, finanziari, quindi questo comporta logicamente purtroppo che verrà approvato, speriamo, entro stasera e domani. Certamente un bilancio di previsione dovrebbe essere fatto all'inizio dell'anno, ma la burocrazia e le varie situazioni economiche in diversi comuni, come dicevo poc'anzi, non lo consentono. Ma non dovrebbe essere la regola, perché sarebbe praticamente una diminuzione delle funzioni del Consiglio Comunale, che è quella anche della proposta. E sarebbe antidemocratico, perché si svilirebbe una discussione proprio sullo strumento fondamentale. Se noi altri togliamo al Consiglio Comunale questa funzione, a che serve il Consiglio Comunale? C'è un problema politico? Ma perché io, per quanto è stata la votazione dell'altro giorno, non mi pare che ci sia un problema politico. C'è un problema dovuto intervenire l'opposizione? Sì, ma l'opposizione non è opposizione al Consiglio Comunale, opposizione a uno strumento, ma il consigliere comunale di opposizione deve pure partecipare, altrimenti che funzione ha? Quello di fare cadere un consiglio? Ebbene allora non presentarsi. Come mai ancora non è iniziato? Stiamo vedendo che pensa che ci saranno tanti suoi colleghi assenti, come mai? C'è un problema evidentemente, un problema, fuori di dubbio, c'è un problema Covid, un problema di influenza stagionale che determina, ci può essere anche qualche malumore, e in tutte le famiglie c'è sempre qualche malumore. In che senso? Ma malumore sono periodi un po' anche particolari di risistemazione della politica, sia a livello regionale che a livello nazionale, e quindi ogni consigliere comunale, essendo espressione politica, si adegua a questa andata. Ci sono anche dei posti vuoti di assessore, forse è questa la dama di scambio? Ma potrebbe, no, di scambio no, ma che qualcuno possa aspirare, fuori di dubbio, è legittimo. È naturale che uno possa aspirare a fare il consigliere. Si parla che lei possa diventare futuro assessore? Ma guarda, è una notizia un pochettino poco fondata, che non mi interessa più di tanto. Io sono un semplice consigliere comunale, tale voglio restare e tale continuerò per cercare di poter con gli altri fare qualcosa per la nostra Agrigento. Linea alla regia per gli spot pubblicitari. E si è spento in mattinata il Papa Emerito Benedetto XVI ad annunciarlo il direttore della Sala Stampa del Vaticano. Nella mattinata del prossimo 3 gennaio il corpo del Papa sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli. Intanto sul pensiero teologico di Papa Benedetto XVI abbiamo sentito una riflessione dello storico Enzo Di Natali. Papa Benedetto XVI da qualche ora scomparso. Enzo Di Natali, quanto è stato importante il suo pensiero teologico nella Chiesa cristiana? Benedetto XVI è stato certamente uno dei più grandi pensatori del Novecento, uno dei più grandi teologi. Basta ricordare tutti i discorsi che lui ha fatto e tutti i discorsi che lui preparava anche a Giovanni Paolo II, cioè il Papa precedente. Per capire chi è stato Benedetto XVI bisogna tenere presente il nome che lui scelse quando fu eletto Papa, cioè Benedetto. Scegliendo questo nome lui voleva riproporre, ripresentare, ricristianizzare l'Europa. L'Europa è stata grande nei secoli perché questa Europa è stata fondata, costruita dal cristianesimo. Ecco l'iniziativa, l'impegno di Papa Benedetto, e in quest'opera lui ha voluto anche aprire un dialogo con quei teologi che furono chiamati dissidenti, tra cui Hansi Küng, che fu molto critico soprattutto durante il pontificato prima di Paolo VI e poi di Giovanni Paolo II. Con Benedetto XVI si apre dunque un dialogo con questi teologi, tra cui, come dicevo, Hansi Küng. Benedetto XVI è stato uno dei grandi pensatori,
Basta a tal proposito avere presente il discorso che fece durante la sua visita in Germania al Parlamento tedesco sul rapporto tra giustizia e legge naturale. Con Benedetto XVI dunque se ne va un grande teologo e per capire il suo pensiero basta avere presente tutta la sua ampia produzione che realizzò libri, discorsi, articoli, divenendo così un faro di pensiero per una umanità che spesso ha bisogno di luce. E ultimo resoconto del commissario dell'Aspes a Pia per l'anno 2022. Sentiamo appunto sulla situazione del Covid in provincia di Agrigento. Ultimo appuntamento dell'anno, oggi è il 30 dicembre. Sentite la mia voce che è reduce da battaglie con il caldo freddo di questo periodo, che è assolutamente inusuale e che ha ricadute sulla salute dei pazienti in generale, perché comporta l'aumento di malattie influenzali, raffreddori, lasciamo stare l'influenza che sapete che è terribile, però il punto settimanale dell'ultimo dell'anno non è niente di diverso se non per il picco minimo di vaccini che siamo riusciti a fare in una settimana, che proprio i numeri sono veramente improbabili da proporre come andamento settimanale, con 246 vaccini in una settimana, quando la gente, gran parte è vaccinata, e quelli che potrebbero fare la quarta dose o la dose di rinforzo non lo vogliono fare. Pazienza, noi ci abbiamo provato in tutti i modi, è un problema di salute, non lo vogliono accettare, spero che non succeda nulla. Di sicuro noi sappiamo che, ribadiamo sempre una cosa, il virus continua a circolare, noi abbiamo dei dati altalenanti, abbiamo giornate a 3 cifre, giornate a 2 cifre, quindi 218, 243 durante la settimana, 259 casi positivi al giorno, altri giorni che sono 28, altri giorni 125, sono dati che confermano sempre una cosa: il virus è in mezzo a noi. E quindi quello che noi dobbiamo fare lo sappiamo. In questo momento siamo un po' turbati dal fatto che sentiamo i media che ci parlano della questione cinese del virus, e quindi facciamo una riflessione razionale su questo. La razionalità è quindi quello che noi sappiamo, perché ci hanno detto in mille salse, è che il Covid non è finito. Quindi in Cina, adesso Cina da sola è 1/5 della popolazione mondiale, quindi siamo quasi 1,5 miliardi di persone, poi non si capisce bene come crescono, perché poi quando crescono lì, a passare da 1 a 2 miliardi ci stanno poco, poverini. E lì la situazione del Covid è ancora in difficoltà, perché non è un caso, perché il sistema sanitario nazionale cinese non esiste. Abbiamo un sistema sanitario che non è un sistema organizzato come il nostro, quindi nonostante tutte le coercizioni, le chiusure, il carcere che hanno fatto fare alle persone, non c'è un'organizzazione capillare come la nostra che va distretto per distretto, comune per comune, con il medico, il medicino generale, il pediatra che ti cura, i farmacisti che ti consigliano e ti fanno i tamponi, ti vaccinano se serve. Quindi il nostro sistema sanitario nazionale è ben altra cosa da tutto il resto del mondo. Ovviamente non ha nulla a che fare con quello cinese, dove non c'è un'organizzazione così capillare. Quindi prima riflessione: noi non siamo la Cina, non abbiamo dubbi dal punto di vista sanitario, per 1 milione di motivi, e quindi uno dei motivi importanti per stare tranquilli è quello che il nostro sistema sanitario è organizzato talmente bene che non può essere paragonato a loro, quindi le falle che ha avuto non le possiamo avere noi. Prima riflessione. La seconda riflessione: i vaccini cinesi. Se vi ricordate, sull'efficacia del vaccino cinese, a paragone con Pfizer, con l'AstraZeneca, con i vaccini orientali sia DNA che mRNA, il loro aveva una capacità di non provocare malattia, di non far ricadere la malattia, che andava dal 50 al 60% a fronte del 90-95% che erano i nostri. Quindi il nostro ci protegge, e lo sappiamo, ci ha protetto dalla malattia, magari siamo di nuovo positivi ma non ci ammaliamo. In Cina hanno fatto presto un vaccino, la cui efficacia non è paragonabile per niente al nostro, quindi un altro motivo per stare abbastanza tranquilli. Quindi il paragone tra le due nazioni non fatte, noi dovremmo stare più tranquilli perché abbiamo vaccinato tanta popolazione e tanta gente vaccinata e non vaccinata
si è infettata, quindi ha preso le difese immunitarie e quindi diciamo che siamo in una condizione di abbastanza, mi sentirei abbastanza coperto per questo. Ovviamente quando il virus si circola sappiamo che varia, muta e quindi è sempre un po' un pericolo che incombe su tutto il mondo, perché le varianti poi non si sa se sono, è inutile parlare di probabilità, di variabili non conosciute. Vi posso solo dire che la situazione è da attenzionare, da starci attenti, ma non mi preoccuperei oltremodo per i motivi che vi ho detto. Quindi cerchiamo di fare attenzione sempre alle misure che noi sappiamo. Tra l'altro sapete, avrete sentito che il ministro Schillaci, per fortuna, si è convinto anche lui che l'uso delle mascherine nelle strutture sanitarie e sociosanitarie viene mantenuto almeno fino ad aprile. Mi sembra un rimpiattino di mese in mese che non serve a nessuno, perché il punto fondamentale che noi vorremmo che voi, sul quale vorremmo che voi ragionaste, è che le cose si fanno un grano salis, cioè dobbiamo ragionarci, perché la mascherina mi protegge dalle infezioni, non solo dal Covid, dall'influenza, da altre infezioni che ci sono in giro, e quindi la tengo. Abbiamo imparato quelle cose, facciamole, non ci costa nulla, quindi questa è la raccomandazione che vi lascerei. Vi avevo detto che avremmo parlato di alcune cose di fine anno, ma non voglio dilungarmi, voglio semplicemente darvi gli auguri. E conferenza stampa della casa editrice Medinova si è svolta ieri presso il Circolo Empedocleo. Il dottor Antonio Liotta, editore, ha fatto un consuntivo delle attività editoriali dell'anno in corso, annunciando anche l'apertura di una nuova sede a Palermo. Antonio Liotta, parliamo di questa iniziativa, un consuntivo oggi, ultimo giorno dell'anno, per fare un po' il punto della situazione editoriale di Medinova, una casa editrice di Agrigento, di Favara, che cresce giorno dopo giorno. Abbiamo visto tante pubblicazioni, segno di un lavoro che continua e che sicuramente continuerà anche nel futuro. Medinova chiude il bilancio del 2022 con 130 libri pubblicati e in programma stasera c'è la presentazione anche del 2023. Importanti iniziative, la prima che mi piace comunicare è che il 21 gennaio sarà aperta la sede di Medinova a Palermo, e questo è un evento, sarà un evento molto importante, perché stare al centro della capitale siciliana è significativo per tutto ciò che può esserci per le finalità della Medinova, che guarda al Mediterraneo, non guarda solo al nostro piccolo territorio. Altra cosa importante, è raggiunto un accordo con il parco archeologico per la pubblicazione, con un contributo che metterà il parco archeologico, la pubblicazione di tutta la produzione letteraria di Settimio Biondi, il storico agrigentino, e faremo la pubblicazione di 4 titoli ogni anno per almeno 5 anni. Questa è una cosa veramente importante che porterà il livello culturale, diciamo, in maniera elevata. In più accelereremo la pubblicazione dei libri di Antonio Russello, che è l'altra operazione culturale che porta avanti la Medinova. Qui ci sono riuniti stasera anche molti degli autori Medinova, quindi diventa una festa per dare un saluto al 2022, ma per proiettarci nel futuro. Beniamino Biondi, tra gli autori della Medinova, una produzione che cresce anche quella sua personale. Sì, la Medinova, che oramai da molti anni nel panorama agrigentino è l'unica vera realtà editoriale con una presenza importante nel panorama librario nazionale ed internazionale, grazie anche alle collane di poesia straniera e ad alcune operazioni ardite come la riscoperta di tutte le opere del favarese Antonio Russello, scrittore dimenticato ma tra i più importanti del panorama neorealistico italiano.
Sull'onda proprio di questo successo Antonio Liotta sempre di più ha proseguito nel suo lavoro, dando fondatezza ad un insieme di autori, molti dei quali di Agrigento e dell'Interland, che stanno assumendo sempre più i connotati di rilievo nel panorama siciliano. Oggi vuole essere un'occasione di incontro di molti di questi autori con la stampa e con la città di Agrigento, per uno scambio di auguri ovviamente in prossimità dell'anno nuovo, ma anche per poter raccontare i progetti del 2023, progetti altrettanto importanti, perché sempre di più l'attività editoriale si farà serrata e con attitudini culturalmente ancora più nobili ed elevate. Il ringraziamento soprattutto al dottor Antonio Liotta, che è davvero un mecenate, che ha rischiato molto con la fondazione di questa casa editrice, attività davvero difficilissima, ma è riuscito a ritagliarsi uno spazio, un segmento di libertà e di autonomia a cui davvero tutta la città di Agrigento deve essere grata. A questa manifestazione è presente anche Salvatore Indelicato con l'ultima fatica editoriale, Ora che sei qui, ma non è la prima. Ecco, parliamo di questo evento e questa collaborazione con Medinova. Allora, la collaborazione con Medinova risale a molto tempo fa, quando pubblicai il secondo romanzo, Solo per amore. Antonio Liotta lo visionò il manoscritto, gli piacque e lo volle pubblicare. Solo per amore, come Ora che sei qui, fa parte di una trilogia di libri dedicati alla figura di Giovanni Russo Archeoli, che oltre a essere stato un grande attore e poeta è stato anche mio nonno. Io ho voluto rendergli omaggio dedicandogli questa trilogia di romanzi, quindi Fossi nato là, Solo per amore e Ora che sei qui, che chiude appunto la trilogia, raccontando 3 momenti diversi della sua vita. Sono 3 momenti particolari. Il primo, Fossi nato là, racconta la storia sua, che era quella di un trovatello, quindi tutta la vicissitudine dell'abbandono, eccetera. Solo per amore invece racconta la sua ricerca verso la madre naturale, e quindi attraverserà anche un periodo di crisi, un periodo di elaborazione interna che è descritta anche nel libro. Mentre Ora che sei qui, l'ultimo nato, racconta la storia forse più bella, secondo me, perché lui, uomo già sposato, padre di 2 bambine, viene chiamato in guerra. La guerra lo porta a Gradisca di Sonzo, lì viene ferito mortalmente, gravemente soprattutto. Mia nonna decide di partire per Gradisca di Sonzo da Agrigento con la speranza di ritrovarlo vivo o in ogni caso di riportarlo a casa morto, quindi di non abbandonarlo. E quindi racconto tutto questo viaggio da Agrigento verso Gradisca di Sonzo in pieno 43, quindi in piena guerra. E passiamo allo sport. Una conferenza stampa di fine anno si è tenuta ieri presso la sala stampa dello Stadio Seneto di Agrigento, svolta dal presidente Deni, dopo aver rassegnato le sue dimissioni, dovute anche alla insensibilità dell'amministrazione comunale verso le richieste della stessa società, in particolare quella dell'affidamento della gestione del campo Seneto. Deni ha anche tracciato un bilancio della società con prospettive positive verso il prossimo anno, con un aumento di capitale sociale dell'Agregas che servirà a dare una maggiore stabilità alla società stessa. Presidente Deni, la sua ultima conferenza stampa poco prima di Natale, adesso il consuntivo di fine anno, ma nulla sembra essere cambiato, nel senso che in questi giorni, nonostante il suo messaggio, nessuno si è fatto vivo. Ma diciamo che nessuno si è fatto vivo, non è proprio così. So che c'è stata una riunione e il primo cittadino della città si è impegnato in tempi strettissimi di poter iniziare l'iter per la concessione dello stadio, ma diciamo di queste riunioni nel passato ce ne sono
state tante, per cui al di là delle riunioni aspettiamo qualcosa di più concreto. Il suo messaggio di Akragas come azienda famiglia pare che non sia stato recepito. Ma che vuole che le dica, l'amministrazione comunale è parecchio insensibile a tutte le problematiche della città e in particolar modo a quelle dell'Akragas. È chiaro che se siamo qua e parliamo di queste cose vuol dire che il messaggio non è arrivato a destinazione. Siamo a fine anno, Presidente, quale augurio sente di fare ai tifosi biancazzurri e alle loro famiglie? Diciamo che l'augurio principale è quello di vincere il campionato e di vincere la Coppa Italia Dilettanti. E io devo mandare un ringraziamento particolare a tutta la tifoseria, perché per noi è stato il 12° uomo in campo, sono stati ammirevoli e affettuosi e presenti, per cui faccio tanti auguri a tutti i tifosi e a tutte le loro famiglie, di buon anno e di un futuro 2020 e di un bellissimo 2023. Il suo primo atto nel 2023 sarà quello di aumentare il capitale sociale dell'Akragas. Assolutamente sì, perché tenendo presente le insensibilità che fino a questo minuto ci sono state, poi se domani ci saranno, diciamo così, delle prese di posizione diverse, ne prenderò atto e li dirò ufficialmente, le comunicherò ufficialmente, però è chiaro che dobbiamo dare una stabilità all'Akragas e l'unica forma in questo minuto, visto e considerato che l'altra forma dell'organizzazione degli eventi è stata fino ad ora scartata, non resta altro che fare un aumento di capitale sociale. Questo è tutto per il notiziario di oggi, vi auguriamo un buon fine 2022 e tanti auguri per il 2023, vi diamo appuntamento alla prossima edizione di TVA Notizie, tanti auguri.